arrivas. Buongiorno Italia e benvenuto in salotto di Zingano. Zingano, voglio vivere come te. Ti voglio leggere una cosa che avevo scritto sul Facebook. Ma andrà tutto bene. Perché? Già si conosce il futuro? Oppure più filosoficamente la si intende come un al massimo alla fine si muore? Ci stiamo isolando correttamente? Stiamo inquinando meno? I fazzoletti e i guanti usati sono tutti a terra. Perché? No, ma seriamente, perché andrà tutto bene? Se dovesse mai finire, e in questo caso mi sto riferendo all'emergenza coronavirus e all'emergenza climatica, che possono essere anche strettamente correlate, ma anche se così non fossero, sono comunque due emergenze di pari gravità ed importanza. Quindi, se queste cose dovessero mai finire, non è che per caso torneremo a ricomportarci come prima? Un mese fa una signora mi chiese se questa cosa avrebbe unito le persone. Le dissi: ma è fuori signora, ci si scannerà a vicenda per la paura e lo stress. Ci sono tutti gli ingredienti per far combattere gli animali: paura, stress e ambienti stretti. E poi resto convinto che sia una favola quella del quando l'essere umano tocca il fondo, lì avviene la rinascita, il rialzamento. Abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, signora, ma questo punto di non ritorno è un punto di non ritorno mentale, ossia mi stavo riferendo proprio a queste nostre abitudini e al cambiamento delle nostre abitudini. Andrà tutto bene, perché qualunque sia la nascita di questo virus, che noi non possiamo saperlo, può essere stato che sì, è nata da questi pipistrelli che venivano mangiati dai cinesi, come da un laboratorio per gli esperimenti biochimici, come da una guerra batteriologica, che ne sappiamo? Cioè noi non possiamo saperlo. Fidati, ascolta il buon Einstein che diceva che i media erano tutti manipolati, fidati di quel povero vecchio. Quindi qualunque sia la nascita di questo virus e di questa situazione, cosa è cambiato in ognuno di noi? E in questo cosa è cambiato in ognuno di noi c'è effettivamente molto da riflettere, perché non pensiamo mai, non diamo mai peso al fatto che noi siamo delle piccole gocce nel mare, o meglio forse calchiamo troppo questa immagine che noi siamo delle minuscolissime gocce nel mare, dimenticandoci però che il mare è composto dalle goccioline, cioè il mare non esiste se non esistono le goccioline. Quindi ogni nostro piccolo comportamento, che può andare dallo spreco al tipo di alimentazione o al tipo di scelte, che adesso non sto a elencare tutte in quanto sono dei ragionamenti effettivamente scomodi che contrastano pesantemente con le tue abitudini. Continuiamo consapevolmente o inconsapevolmente, nel senso che tante cose effettivamente molte persone non le sanno, ad avere un comportamento che porta alla distruzione di questo pianeta. Per quanto non sia ancora convinto, ovviamente le convinzioni credo che ben pochi possano avercele in tasca e per fortuna, insomma, altrimenti cesserebbe il pensare. Non so se questa emergenza coronavirus è correlata all'inquinamento ambientale, non lo so, però so di per certo che entrambe le cose sono dei problemi. Che noi vogliamo considerarle come una cosa unica o come due cose distinte, poco cambia. I problemi esistono comunque, il loro peso è invariato. Molte persone, ad esempio, non sanno o non vogliono sapere, non vogliono convincersi che la maggior parte dell'inquinamento mondiale è causato dagli allevamenti intensivi. Ma attenzione, cioè, ci vuole anche un po' di intelligenza e approfondire ovviamente da molteplici fonti, no? Cosa significa questa cosa? Non stiamo parlando delle scoregge delle vacche, ok? Come purtroppo molti pensano. No, stiamo parlando, innanzitutto come prima cosa la deforestazione, perché tu sai che la maggior parte dei raccolti di tutto il mondo è destinata all'alimentazione animale. L'altra parte è destinata all'alimentazione umana. Saltiamo per il momento gli sprechi, se mi ricordo poi parleremo degli sprechi in generale, che è un'altra cosa estremamente grave. Successivamente poi c'è anche l'acqua. Cioè, non è che tutto gira attorno alle scoregge delle vacche. Cosa comporta questa cosa qui?
comporta anche la privazione dei terreni a certe popolazioni per costruire questi campi per alimentare gli animali. Ma adesso aspetta, perché purtroppo vedi, purtroppo con la nascita di sti vegani, vegetariani eccetera, sono nati dei confronti abbastanza accesi, no? Dei dualismi, ok? E questi dualismi purtroppo impediscono alla gente di ragionare, di riflettere, di analizzare come realmente stanno le cose. Io te lo ripeto per l'ennesima volta, ringraziando Dio, non sono vegano e addirittura neanche vegetariano, perché tipo mangio le vongole, ok? Quindi posso parlarne, per fortuna, posso usare il cervello per dire queste cose, hai capito? Come ad esempio utilizzo un mezzo a gasolio, per quanto sia consapevole che è inquinante e tutto quello che vuoi, però lo uso. Però almeno l'essere consapevole intanto fa sì che io mantenga la mia dignità intellettuale. E seconda cosa, può aiutare a far sì che il mio comportamento si adegui alla situazione, riducendo gli spostamenti inutili, ad esempio. Vedi, una cosa che ho sempre odiato, pur ricordandoti migliaia di volte e migliaia di altre volte te lo ricorderò, che non sono né vegano né neanche vegetariano alla fine, è il fatto che, non so, leggevo, no, dei commenti, delle riflessioni molto intelligenti di persone, no, che parlavano di questi problemi che purtroppo, ripeto, non è una moda, ne siamo veramente tirati dentro tutti quanti con questo discorso, ok? Queste persone venivano attaccate da un ragionamento che io assegnerei agli insetti, veramente. Gli veniva detto, ma tu hai il telefonino che viene prodotto con questa cosa chimica, eccetera, eccetera. È vero, è verissimo, ma che cazzo c'entra? Se io ad esempio me ne vengo fuori con il discorso bisogna fare la raccolta differenziata o non bisogna buttare i guanti di plastica per terra, perché ultimamente ne sto vedendo molti, non è che viene fuori uno e mi dice ma tu inquini quando vai in giro col camper. È vero, ma che cazzo c'entra? E allora, perché io inquino col camper, allora non bisogna fare la differenziata e buttiamo i guanti per terra in giro? Cioè, capisci il senso? Lo capisci? Certo, parlare di queste cose non è una cosa che fa bene al canale, proprio per questa dualità che è parte salda di noi. Però fa bene a me stesso, fa bene al mio intelletto, fa bene alla mia dignità e in qualche modo darà una mano per far bene al mondo, a tutti quanti. La seconda fonte principale di inquinamento sono i riscaldamenti delle case. Se vai un po' ad approfondire dopo, ovviamente, ripeto, come in tutte le cose, trovi degli esaltati, incompetenti che hanno le loro idee, ma magari hanno il sito o lavorano per un giornale che ti danno tutt'altre idee, ti danno tutt'altri risultati, eccetera, eccetera. Però se vai ad approfondire un po' meglio e anche ci ragioni un attimo da solo, quindi non serve solo approfondire, ma serve anche ragionarci un po', fare un po' di stime mentali, usare l'immaginazione, ti assicuro che il riscaldamento è un'altra grandissima causa dell'inquinamento. Per inquinamento si intende il disagio generale. Ma secondo te la gente, che lo sappia o no di questo discorso dell'inquinamento, abbassa di 2-3 gradi il termostato di casa oppure usa più intelligentemente magari l'apertura per arieggiare nel momento più caldo, apre tutte le tende per far sì che i vetri scaldino la casa, eccetera, 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 eccetera? No. Quindi, una volta terminata l'emergenza coronavirus o una volta messa a tacere in qualche modo, come è stata messa a tacere per dimenticanza adesso questa emergenza climatica mondiale, cosa cambieremo del nostro stile di vita? Cioè, se tutte queste cose, sia il coronavirus che l'emergenza climatica, sono nate dal nostro comportamento e non possiamo scaricare sulle fabbriche, non possiamo scaricare sulle multinazionali, perché tu sai che, come il buon Rousseau insegna, nulla esiste se non è acconsentito dagli altri. Neanche i re esistono, neanche i papi esistono, nessuno esiste, neanche una multinazionale ha nessun potere, neanche uno Stato, neanche le forze dell'ordine, perché se nessuno gli dà peso, gli dà valore, gli crede, tutto cade. Metti anche che, prendiamo l'esempio del coronavirus, adesso ripeto, la verità non posso saperla, ok? Ma metti che sia nato realmente
da questi pipistrelli, no? Dal fatto che sti cinesi mangiano sti pipistrelli, no? O altri tipi di animali strani, insomma avevo letto, ma ripeto, mi informo sempre, ma non do mai alcuna fiducia giustamente a nessuno. Noi automaticamente diremmo, beh, cosa c'entriamo noi? È colpa dei cinesi? Noi non mangiamo i pipistrelli, è stata colpa loro che ci hanno infettato. Vedi, quando io parlo di noi intendo ognuno di noi del mondo, perché come possono cambiare abitudini in un paese che dista 10 km dal tuo, così può avvenire anche in un paese che dista 3000 km dal tuo, ok? Quindi i cinesi che si sono mangiati i pipistrelli siamo sempre noi, siamo la specie umana, siamo quella parte di essere umano che ha interpretato il nutrirsi di pipistrelli piuttosto che di cervelli di scimmie, perché fanno anche quello, o quant'altro, come una cosa normale, corretta, lecita, dovuta, concessa. Come noi qualcosa di giusto l'abbiamo fatto, abbiamo impresso nella morale collettiva, nella società, nella cultura, che mangiare il cane non è proprio una bella cosa, così come mangiare il cervello di scimmia neanche, mangiare gli scarafaggi, gli scorpioni e i pipistrelli è una cosa schifosa. Anche il cinese che non fa queste cose dovrebbe dare il suo buon esempio, come te lo sto dando io, in modo tale da uniformare gli altri cinesi a questa nuova mentalità, a questa nuova morale, a questa nuova percezione estetica delle cose. Della serie, ma forse non è proprio elegante mangiare questo pipistrello, no? Perché vedevo anche delle blogger, diciamo, postare delle foto e dei video che si mangiavano sti pipistrelli piuttosto che animali vivi, eccetera, eccetera. Capisci? Per loro è normale, però se continui a far sembrare normale questa cosa, più tempo passa, più si espanderà a macchia d'olio. È un po' un colore che tu butti nell'acqua. Quando lo butti nell'acqua questo colore inizia ad espandersi. Certo, a diluirsi, ok? Perché il colore forte e puro parte da te, però comunque si espande. Quindi vediamo un attimo che colori buttare in questa pozza di acqua, se il nero o il bianco. Vedi, io in tutte le cose cerco sempre di parlarti della causa, che è la cosa più intelligente. Per capire questa mia affermazione calza a pennello l'esempio del moment o del motore. Cosa sono questi esempi? Tu perché prendi il moment? Perché hai mal di testa, ok? Però porca puttana, ti sei chiesto... Sei andato a analizzare perché hai mal di testa? Certo, è molto più comodo e veloce prendere il moment. Cioè, una pastiglia, la metti in bocca, un po' di acqua, basta, è finito tutto. Mentre analizzare perché è nato il mal di testa, cioè, comporta un dispendio di energia e di tempo, perché insomma devi autoanalizzarti, devi stare attento, devi ricordarti cosa hai fatto, cosa hai mangiato, cosa fai di solito nei periodi in cui non stai male, cosa fai nei periodi in cui stai male, eccetera, eccetera. Però vedi, tu così facendo non risolvi assolutamente il problema, semplicemente metti a tacere il campanello d'allarme del problema. Qui forse calza meglio l'esempio del motore. Finisci l'olio del motore, il motore inizia ad andare un po' a puttane e si accende la spia dell'olio. Cosa fai tu se usi lo stesso ragionamento del moment? Cioè vai dal meccanico e il meccanico ti spegne la spia dell'olio? Ma non è che spegnendo la spia dell'olio risolvi il problema, hai capito? Potremmo comprarci tutti i depuratori d'aria, potremmo indossare mascherine, perché nelle grandi città si usano le mascherine normalmente per circolare in mezzo allo smog. Potremmo inventarci medicine per tutti questi virus e questi batteri che si propagano, ma cosa facciamo perché queste cose non nascano? Nulla, un cazzo. E cosa faremo? Ripeto, una volta terminato tutto questo? Nulla, non è pessimismo, è semplicemente un'analisi della situazione e degli storici, perché persino le mentalità hanno degli storici. Se tu noti come pensavano le persone e le abitudini che avevano 10, 20, 30 anni fa e osservi quelle che stanno avendo adesso, altro non devi fare che prenderti una bella lavagna mentale, guardare i punti, ok, guarda, 30 anni fa è qua, 20 è qua, 10 è qua, accidenti, stanno facendo sta linea qua e quindi andremo sempre così, hai capito? Alla fine, a cosa è servito sto video? I meno attenti potranno dire a niente, i più attenti magari possono intuire che questa è stata una goccia di colore
nell'acqua che servirà a farti vedere il mondo con un'altra tonalità e di conseguenza a farti comportare, a farti dipingere sempre più con quella tonalità. Eccolo. Vai Figari!